raccontano di stelle tutte uguali, di tramonti nei paesi occidentali, di donne senza nome e senza un viso, che hanno perso anche il valore di un sorriso, di una luce che vorrebbe anche brillare, ma rimane in ombra per non disturbare, di una luce che sembrava quasi spenta, una luce che riflette la tua assenza. Era una donna che veniva da lontano, una donna che sapeva dirti t'amo, una donna provata dalla vita, voleva mascherare una ferita, una donna affascinante per la gente, chissà forse non ha mai preteso niente, il destino rubato sotto un cielo, dove il viso è nascosto dietro un velo. Mi raccontano di certi sfruttatori costringono le donne a prostituirsi, mi raccontano di amori mercenari venduti nelle notti lungo i viali, di serate consumate nei locali, di complicità comprate a basso costo, di stipendi che mettono le ali, mani che non stanno al loro posto. Di una luce che vorrebbe anche brillare, ma rimane in ombra per non disturbare, di una luce che sembrava quasi spenta, una luce mi chiedo quante volte avrei voluto urlare parole che camminano col vento, senza pensare a ieri continuerò a cantare di quello che racconto, non mi pento. Chissà se forse Chiara avesse visto un po' più scuro come sarebbe andata la sua vita, creando manifesti da appendere sul muro, credendo nel partito di una vita. Mi raccontava sempre le campagne elettorali, di come accompagnava i candidati, di quando le promesse erano tutte uguali, parole che non hanno risultati. Forse era troppo ingenua nei modi di pensare, voleva a tutti dare una risposta, credeva negli amici che ha mandato a governare, credeva anche lei in un ideale. Vorrei poter pensare che la gente che impugna le bandiere per gridare le ipocrisie di un mondo che non sente abbia la forza ancora di lottare, che non cambi colore per rispetto di quelli che non piegano la testa, che sono sempre pronti a sostenere chi lotta a fianco della gente onesta. Per oscurare anche le televisioni che sono controcorrente a chi governa, privatizzare scuole, rinchiudere emozioni, abbattere chi va fuori tendenza. Vorrebbero proibirci di fare anche l'amore, inutile dispendio di energia, catalogarci a gruppi, privarci del dottore, sperando che ci curi la magia.
Mi sforzo di capire se tutto questo ha un senso e cerco di trovare una ragione di come cambia l'uomo quando ha un potere immenso, da quando ha una poltrona alla regione.